Ciao a tutti, bentornati allo scrigno del calcio. Chiunque di voi stia seguendo il calcio attuale sa benissimo che c'è una squadra che è il Paris Saint-Germain che, nonostante una proprietà facoltosa più del normale quasi, e nonostante ambizioni incredibili, campagne acquisti sontuose, è riuscita sì a dominare in lungo e in largo la stragrande maggioranza dei campionati francesi, ma non è ancora riuscita a vincere nulla in Europa, nonostante una finale, nonostante appunto campagne acquisti enormi. Manca ancora la grande vittoria, il grande successo europeo. Il Paris Saint-Germain in Europa non riesce a vincere. Sapete qual è stata l'unica volta in cui il Paris Saint-Germain ha vinto in Europa? Non il Paris Saint-Germain degli sceicchi, ma il Paris Saint-Germain degli anni 90, che era una buona squadra, ma non certo tra le favorite in Europa. Io vi racconto come il Paris Saint-Germain ha vinto la Coppa delle Coppe nel 1996. Tra l'altro il Paris Saint-Germain, che arrivava non solo dalla vittoria nella Coppa di Francia nel 1995 e dallo scudetto, dalla vittoria della Ligue 1 nel 1994, ma anche dalla semifinale di Coppa dei Campioni nel 94-95, persa contro il Milan. Ricordo gol di Boban al 90° e la doppietta di Savicevic al ritorno a San Siro. Nella stagione 95-96 il Paris Saint-Germain è tra le squadre favorite per vincere la Coppa delle Coppe, anche se la grande favorita di quella competizione è il Parma di Nevio Scala. Paris Saint-Germain che ha perso Georges Weah, passato proprio al Milan, e che ha in squadra l'ex cagliaritano Deli Valdés, centravanti panamense, Yuri Djorkaeff che passerà all'Inter, Bruno Ngotti che farà un breve passaggio al Milan qualche anno dopo, lo storico portiere Lama, che è anche il portiere della nazionale francese. In più l'allenatore è Fernandez, famosissimo, anche ex giocatore della nazionale francese. Primo turno ai 16esimi di finale elimina il Molde, agli ottavi di finale il Celtic, ai quarti di finale il Paris Saint-Germain incontra proprio il Parma. Sembra una finale anticipata, quantomeno una semifinale anticipata, invece il sorteggio mette di fronte Paris Saint-Germain e Parma ai quarti di finale. All'andata gli emiliani vincono per 1-0 al Tardini, ma al ritorno il Paris Saint-Germain alla meglio vince 3-1 e va in semifinale, dove incontra il Deportivo La Corugna, battuto da un doppio 1-0 che permette ai francesi di giocare la finale, la finalissima di Bruxelles, finale di Coppa delle Coppe che adesso vi faccio vedere, dell'8 maggio 1996. Parigi sei grande, dice il Guerin Sportivo, addirittura 3 pagine dedicate alla finalissima tra il Paris Saint-Germain e il Rapid Vienna. Diciamo che non era proprio la partita che tutta Europa sognava di vedere. Il Paris Saint-Germain vince 1-0 dominando la partita, anche se con un po' di paura a un certo punto, perché essendo la favorita a un certo punto ha paura di perderla. Questo è il tabellino anche con le squadre schierate. Vedete il Paris Saint-Germain nella classica maglia blu con la striscia rossa in mezzo, e il Rapid Vienna con la maglia tipo Celtic a righe orizzontali bianco-verdi. Gol di Ngotti su punizione che vedete qui, anche se un po', eccolo qua. Tra l'altro 11 anni dopo lo stadio Heysel di Bruxelles, ribattezzato Re Baldovino, ospita una finale dopo la tragedia di Liverpool-Juventus dell'85. Il Paris Saint-Germain tra l'altro succede alla vittoria del Saragozza. Tra l'altro c'era questa curiosità che chi vinceva la Coppa delle Coppe l'anno successivo tornava in finale e la perdeva, e questo succederà anche al Paris Saint-Germain, perché il Parma vinse nel 93 e perse la finale con l'Arsenal nel 94. L'Arsenal a sua volta perse la finale del 95 col Saragozza. Il Saragozza poi non arrivò in finale l'anno dopo. Il Paris Saint-Germain vinse la Coppa delle Coppe nel 96 e perse nel 97 la finale contro il Barcellona con rigore di Ronaldo. C'è anche un'altra pagina qui con la scritta porta fortuna, la maglia celebrativa Io c'ero
del Paris Saint-Germain, eccola qui. Qui ci sono anche delle chiappe al vento che chi ha redatto l'articolo scrisse favoloso spettacolo a bordo campo, ovviamente bisogna sempre sottolineare. E questi sono anche i festeggiamenti del Paris Saint-Germain che vinse la Coppa delle Coppe. La tensione prepartita, qui c'è ecco, vedete, deriva Des, Lama, eccoli qui, tutti i giocatori del Paris Saint-Germain. Insomma, l'unico Paris Saint-Germain vincitore in Europa è stato questo del 1996. Loro ci sono riusciti, il Paris Saint-Germain degli sceicchi ancora no. Storie strane del calcio, ma forse il calcio è bello anche per questo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale qui sotto, tanto è sempre gratis. Seguite le pagine social Il Popolo del Calcio anni 90 su Facebook e su Instagram e il blog Il Popolo del Calcio. E io torno domani. Avanti tutta!